Un saluto a tutti. Oggi siamo in Carbonia, una delle città di fondazione, ben fondata in su ventennio fascista, e pare che con Suburgu de Vertilia, accanto a Saliguera e con Arborea costituiti proprio una delle città del centro urbano di fondazione proprio di su ventennio. Va a narrare che la prima città a nascere, il primo centro abitativo è questo di Arborea, inchinzato in su 1928, che nasce innanzi come villaggio Mussolini, poi si passare in su 1930 a come Mussolini, alleata su nome di Mussolini a Sardegna, e in su 1944 la denominazione attuale appunto di Arborea. Invece se posuchi per tocca da Fertilia nasce manco 2 anni prima de Carbonia in su 1936 e tenne vinzas a livello architettonico meda analogia con la città de Carbonia a Fertilia. Fertilia però a barra da proschino attero un burgo de Saliguera, una frazione. Carbonia invece tenne una nascede come una città mineraria su nome tutto Carbonia che renarre città di su carbone e sa vocazione mineraria, sa vocazione di su carbone proprio ad essere sa voltuna sua che beni di gente da tutta la Sardegna e da meda sa zona d'Italia proprio può tribagliare in questa città. Carbonia è una città regente, ma la storia sua e di suo territorio suo è meda plus antica, la presenza dei uomini è già da su neolitico, tenimos a testimonias archeologicas in età nuragesa, ma soprattutto in età fenicio-punica. Un esempio, forse il più importante, che tenimos in Sardegna e conservato mezzus, è proprio il sito archeologico del Monte Sirai, che è a pagos chilometros da questa piazza. Del noi il mentrigare, finza la presenza della necropoli prenuragesas, con saldomus de Gianas de Cannas di Sotto, e intro a suo nucleo urbano della città e atteras in zona serente a sa frazione de Cortoghiana. Desedade nuragesa, una delle testimonias a pro d'importo è su un nuraghe Sirai, un nuraghe polilobadu, una fortesa dedicata soprattutto a attività artigianali. Su nuraghe Sirai costituiti un esempio di integrazione tra la cultura nuragesa e quella fenicia. In tre logos di interesse, beste su parco archeologico de Monte Sirai, un comprensorio di prusommancu 40 sittos nascidos in questo brano alto del su neolitico finale, e sta narrare dai su millennio e battero innanzi di Cristo, finza a sedade neopunica e sta narrare su primo secolo innanzi di Cristo. In sa metà del secolo VIII, innanzi di Gesù Cristo, è stata testata la presenza fenicia e appustisi la presenza punica, massimamente in su secolo III innanzi di Gesù Cristo. Monte Sirai est intre sos insediamentos fenicio-punicos plus integros, che si sono conservati mezzos in Sardegna e comprende 3 settori che si possono visitare: s'abitato alto, sa necropoli e su Toffet. Da sa parte alta de su monte si poden viere sas isulas dell'arcipelago de sos Sulcis, Sant'Antioco e Santo Pedro. In su 1936, in una beste città di Carbonia, vivia da solo un territorio aremenato e disabitato. Fiano manco tremizza le persone che viviano in solbidizzolos de Bacuabis, Barbusi, Piolanas, Acquascallentis, Serbariu. Su nucleo originario s'agatta da proprio in Serbariu, che come è un biginato inglobato in sa città. Secondo alcunas ipotesi, su nome ne benidi da Serba Desarriu o da Serba Riu, e sta narrare salvata da Esuriu. Siamo vedendo proprio Desuriu Santo Milano che passa da proprio in questo zasso. Carbonia benidi fondata su noi de lampada del 1937 e su chimbe del mese di Sant'Andria del mattessi anno benidi istituita come ente comuna. Beni fregata in un anno e su 8 del mese di Natale del 1938 beni di inchinzata a sa presenza di Benito Mussolini. Camerati ingegneri, tecnici, lavoratori, oggi 18 dicembre dell'anno 17° dell'era fascista nasce con questo semplice rito inaugurale
il più giovane comune del Regno d'Italia. Quando 12 mesi or sono appena giunsero qui i primi disegnatori che dovevano tracciare le linee del nuovo comune, essi trovarono una landa quasi completamente deserta, non un uomo, non una casa, non una goccia d'acqua, solitudine e malaria. Ma ecco, dopo 12 mesi, apparire al nostro sguardo commosso la nuova città, che ha già 12.000 abitanti e ne avrà 24.000 tra pochissimo tempo. Camerati ingegneri, tecnici, lavoratori, per quello che avete fatto e per quello che farete, io pongo voi tutti e l'opera vostra solennemente agli ordini del giorno della nazione. Carbonia è una città di oltre 26.000 abitanti, fondata in su 1938 durante il regime fascista. È una città di su Galbone, come narra da suo nome Nettottu. È una città regente, ma sul territorio suo è una storia medantica. In su periodo del Neolitico antico, è sta narrare da su 1507 a su 1500 innanzi di Cristo, è stata attestata la presenza di una delle civiltà preistoriche più antiche della Sardegna, questa di su Garroppu o su Gorroppu, serente a su borgo antico de Sirri, a nord-est del centro urbano de Carbonia. Inoghe in sa torre civica, Torre Littoria o Domo de Suvasciu, alta 27,5 metri, Benito Mussolini, su de 8 di su mese de Natale di su 1938, ha fatto su discorso posinchinzu desa cittade a sa presenza de 30.000 persone. Carbonia ottenne su titolo de cittade con su decreto de su re de su Noe de Vrealzu de su 1939. In sos annos de autarchia e sta narrere desa politica de autosufficienza economica che Mussolini è azzuto innantisi in sos annos de su governo sou, benit in Carbonia famiglias da medas partes d'Italia, supra de 8 uomines potrà ballare in salminieras de Galbone.
Inoghe a Palalmiasa, beste sagregia parrocchiale in stile neoromanico che è dedicata a Santo Ponziano, papa del suo primo cristianesimo, condannato ad metalla in salminieras de Susulcis. L'edificio è fregato in sa parte bascia con su granito de Deolada e pro su resto in tracchitte. Sa torre campanaria è alta 46 metri, freigata intre su 1937 e su 1938, è simile a quella della Basilica de Santa Maria Assunta de Aquileia in Friuli. Santo Ponziano è stata inchinzata in su 1938 e consacrata da Monsignor Pirastru, Piscamo de Iglesias, in su 1939. Come introdotto dalla città di fondazione, la Brazza costituisce proprio il nucleo principale della città, il coro della città. E la Brazza è composta proprio da su palazzo civico, da Sagregia e poi a Palalmiasa possiamo dire questo che è su teatro centrale e in noghe idimo su finza su dopolavoro che come è adibito a sala consiliare della comuna di Garbonia. Una delle caratteristiche della città di fondazione è il stile razionalista. Il razionalismo è una corrente architettonica che si è sviluppata in Italia tra gli anni 20 e 30 del Novecento, caratterizzata da linee semplici, razionali e essenziali. Uno dei esempi che teniamo in Carbonia è l'ex albergo centrale che possiamo vedere a Palalmiasa, che ha su muro portante de pedras de tracchitte. È fregato da tre scolpos de fabbrica, un corpo centrale che si sviluppa da potrese pianos a fora della terra in maniera parallela a sa carrella fosse ardeatine, a sa quale si rugrana in maniera ortogonale sosattero il due scorpos prusommanco in corrispondenza desal duas testadas. Su corpus che s'accarada in carrella Verona è costituito da su piano terra e piano meso interrato. Cussu da esattera parte, cara carrella Gramsci, è costituito a sa matessi maniera da su corpo centrale, da tre pianos a fora de terra. Su fabbrico via di stato previdido con sos spazios comunes a su piano terra e sos alloggios in sos duos pianos superiores, parzidos in 40 cameras singulas con bagnos pro d'ogni piano. Su fabbrico è serrato da una copertura in parisi, in perfetto stile razionalista. Inoghe beste su monumento a su minatore che è una statua di bronzo fatta da Giuseppe Vasari ed è stata collocata in noghe su deghe 8 del mese di Natale del 1988 in occasione del suo 50° anniversario della fondazione della città di Garbonia. Sul sito minerario di Serbariu, attivo dal 1937 al 1964, ha caratterizzato l'economia dei Susulcis e rappresentato in gli anni 30 e 50 una delle risorse energetiche a pruso di importo in tutta Italia, su Galbone. Su complesso è stato recuperato e tornato a strutturare per fines museales e didatticos e come ospita da su Museo de su Galbone, in cui si possono visitare, entre le altre cose, s'apposento de sos arganos e sa lampisteria. La città, in sos annos di autarchia, è stata investita da un flusso migratorio da altre zone della Sardegna, ma vinzas da penisola, mescamente da Veneto, Marche, Abruzzi, Basilicata, Sicilia. Con sa serrata de salminieras e s'apertura del suo complesso industriale de Portovesme, l'economia de Garbonia si è sempre più indirizzata cara su settore terziario o dei suoi servizi, soprattutto grazie a salmedas attività commerciali presenti in città e a savaloramento dell'archeologia industriale. E sta a narrare de su che barrada de salminieras dismittidas. De Garbonia si indeste dato, forse si vinzas in maniera più approfondita, conforme a sa puntata de oe.
Noi oggi abbiamo scritto in qualche maniera a dare su contributo nostro, può presentare finzas in lingua sarda, questa che è una delle città più importanti della Sardegna, una città che ha dato meda all'economia del suo territorio. E come in tutte le città tiene finzas a contraddizioni suas, ma queste contraddizioni che possono essere finzas di ordine sociale, di ordine politico, di ordine economico, devono servire finzas può smezzorare, può essere una spinta nuova per il benidore e dunque può serrare questa puntata e te posso narrare. S'augurio proprio che Carbonia possa essere, finzas in su benidore, in su tempo giocata bene, una città proprio da renascita, non solo per il territorio dei Susulcis, che è stata una città importante meda, proprio per le risorse minerarie, per il carbone, per il tribaglio, per le persone che sono bene in no che può avere una prospettiva di vita a mezzo, ma finzas potrebbe essere in su tempo sudeoe un rilancio di questa città in crae narimoso turistica, in crae culturale, con si spera proprio che Carbonia possa essere non solo ammentata come esa città di su carbone, ma finzas come esa città proprio in UE si vraigata un benidore mezzo su pro sos abitanti il suoso. Deo postoro grazie a pos attento, adioso. Camerati ingegneri, tecnici, lavoratori, oggi 18 dicembre dell'anno 17° dell'era fascista nasce con questo semplice rito inaugurale il più giovane comune del Regno d'Italia. Quando 12 mesi or sono appena giunsero qui i primi disegnatori che dovevano tracciare le linee del nuovo comune, essi trovarono una landa quasi completamente deserta, non un uomo, non una casa, non una goccia d'acqua, solitudine e malaria. Ma ecco, dopo 12 mesi, apparire al nostro sguardo commosso la nuova città che ha già 12.000 abitanti e ne avrà 24.000 fra pochissimo tempo. Camerati ingegneri, tecnici, lavoratori, per quello che avete fatto e per quello che farete, io pongo voi tutti e l'opera vostra solennemente all'ordine del giorno della nazione. Dal giorno dell'inaugurazione per Carbonia 2 anni di lavoro, di fede guidata dall'intelligenza. La previsione del Duce si è felicemente avverata. Oggi la nuova città non conta più soltanto di per sé stessa, ma vede sorgere intorno, con l'aprirsi di altre miniere,
una corona di villaggi, o costruiti di nuovo o risultanti dalla trasformazione di vecchi nuclei abitati. Ai margini della vasta zona proseguono i lavori di bonifica. L'inospitale landa infestata dalla malaria va ridestandosi alla vita. Si risana in superficie perché questa terra non cessa di rivelare la sua ricchezza nel profondo. Dovunque, nella zona stessa della bonifica, sono in funzione le sonde. Si riconoscono i giacimenti per la costruzione di nuove miniere. Littoria Quinta. Ogni miniera ha il suo nome. Nomi derivati dal segno nella cui fede si lavora. Qui appena un inizio. Si sta costruendo il primo castello di legname per l'approfondimento del pozzo. Littoria Seconda. Il pozzo è in approfondimento. Littoria Prima. Si è giunti agli strati carboniferi. Cortoghiana Nuova. Mentre si scavano le gallerie, già sorgono le costruzioni dove verranno installati i vari servizi e gli impianti industriali della miniera. Presso le nuove miniere dove la terra è bonificata, sorgono i villaggi. Così cominciò anche Carbonia, un tempo che sembra ormai lontano ed è invece quasi incredibilmente prossimo. Oggi, nel centro propulsore e direttivo del bacino carbonifero del Sulcis, è già in attuazione il nuovo piano regolatore. Carbonia si trasforma rapidamente con la costruzione delle nuove case intensive imposte dal popolamento e degli edifici pubblici necessari al capoluogo di una grande zona industriale. Operai provenienti da ogni regione d'Italia giungono di giorno in giorno. Braccia valide che qui trovano in sempre maggior numero un indirizzo preciso e l'orgoglio del proprio lavoro. I nuovi arrivati fanno la prima sosta in un centro di raccolta e ristoro razionalmente organizzato, dal quale gli scapoli vengono avviati agli appositi alberghi operai modello di semplice comodità, mentre gli ammogliati ricevono in assegnazione una linda graziosa casetta.
le miniere. Tutto il lavoro di Carbonia è in funzione della ricchezza del suo sottosuolo. Mai si arresta il lavoro nelle miniere. Le squadre operaie vi si alternano in 2 turni, che cominciano rispettivamente al mattino e al tramonto. Giorno e notte non hanno senso in miniera. Fragore pulsante e continuo di martelli pneumatici. Volti sudati di uomini che hanno imparato a dominare con la tranquilla sicurezza della loro forza le asprezze di questa vita sotterranea. Le luci fioche delle lampade danno con il loro muoversi improvvisi rilievi alle impalcature delle gallerie, quasi a misurarne la capacità, segnata dagli echi sordi dei carrelli rotolanti verso gli ascensori dei pozzi. I carrelli colmi giungono alla superficie. È questo afflusso continuo che dice l'alacrità del lavoro che si svolge nel profondo. Provenienti dai vari pozzi, le file di carrelli si riuniscono, si allungano, convogliate come rivoli che affluiscono in una più vasta corrente verso gli impianti della miniera centrale di ciascun gruppo. Qui il materiale estratto passa alla laveria, il più importante fra i servizi sussidiari delle miniere. In essa il carbone, col passaggio progressivo attraverso griglie sempre più fitte, si seleziona nelle differenti grossezze e in separatori idraulici viene purificato dal materiale sterile di cui è commisto. Mentre una teleferica e altri carrelli portano il materiale sterile ad ammucchiarsi in enormi ammassi fuori dalla zona abitata, carbone puro e selezionato si rovescia direttamente nei carri ferroviari che lo condurranno al porto d'imbarco. Sulcis, così si chiama dall'antico nome della terra che la produce, questa varietà pregiata di carbon fossile, capace di sviluppare ben 7000 calorie. Ormai, con un incremento sempre più rapido, un alto contributo viene all'indipendenza economica della nazione da questa zona già considerata improduttiva. Quanto si è scritto sulle tristi condizioni di vita dei minatori. Questo potrà essere vero in altri paesi. L'Italia, ultima venuta a promuovere lo sfruttamento intensivo delle ricchezze del suo sottosuolo, dà l'esempio di una perfetta organizzazione sociale
nei suoi grandi centri minerari. All'uscita da ogni turno non esseri esausti che si trascinano verso un pesante riposo. Uomini vigorosi ritrovano le migliori energie in una ben regolata esistenza quotidiana che a Carbonia si attua per i lavoratori e per le loro famiglie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'aspirazione alla terra che il popolo italiano mantiene costantemente nel fondo della sua indole ha modo di essere soddisfatta accanto al lavoro della miniera. L'organizzazione economica di Carbonia forma parte essenziale di quelle provvidenze attuate dal regime per assicurare un indice costante di vita ad un centro così giovane e in così rapido sviluppo. I 6 spacci aziendali conciliano perfettamente l'uniformità dei prezzi mantenuti nei giusti limiti con la buona qualità e l'abbondanza dei prodotti. Alle mense collettive, negli alberghi operai, la buona salute e la soddisfazione del lavoro promuovono una cordiale intimità che ciascuno si augura presto di ritrovare, seguendo l'esempio di molti compagni, in un ambiente più raccolto e più dolce. E se si pensa al paese d'origine è con amore ma senza sterili nostalgie. Vedete Carbonia in un giorno di festa. Ormai un saldo vincolo di solidarietà nata nel lavoro unisce tutti i cittadini. Lo svago è indispensabile per chi vive soprattutto di lavoro. A Carbonia l'organizzazione dopolavoristica ha fondato 6 sedi frequentatissime dagli operai. Promuove giochi sportivi in vari campi specializzati, in un grande stadio e gestisce anche il divertimento più universale, il cinematografo. È domenica, l'unico giorno in cui le miniere riposano, ma i ragazzi hanno spesso la mania di fare al contrario dei grandi. Questo dimostra che la fedeltà allo stesso lavoro, tramandata di padre in figlio, è già sentita a Carbonia. Al tramonto riprende il lavoro per i turni di notte. Le squadre si avviano verso i pozzi delle miniere e nella chiesa di Carbonia anche il pensiero delle donne ritorna naturalmente alla miniera. Nella quieta luce della cripta del minatore spicca la bianca immagine di Santa Barbara. Santa patrona, assisti i nostri mariti, i nostri figli, i padri di questi bambini, sollevali nella fatica, tieni lontano da loro i pericoli della miniera. Sono anche essi soldati.
Thank you.